a volte ritornano. Da tempo, dopo l'incendio appiccato lo scorso agosto dagli ospiti ivi residenti al suo interno, non si parla del campo nomadi di via Monte Seibusi, un problema rivoltato meglio di un calzino, con triplo salto carpiato, senza soluzione di continuità. Come per magia, non per essere cattivi ma giornalisti, il campo nomadi viene tirato fuori dall'armadio, guarda caso 6 mesi dal voto amministrativo. Il solito bailamme di opinioni su quello che si poteva fare, ma non si è fatto, la giunta incapace di operare nei tempi e via dicendo. Sul fronte comune, inteso come amministrazione Onsel, da queste parti il sindaco si è visto poco, indaffarato nel suo peregrinare lungo le vie di Udine. La tappa in via Monte Seibusi per ora non è in programma, oppure, diciamo così, c'è ma in stand-by. Percorso pericoloso, caro sindaco, tracciato ricco di impervie, trappole dappertutto. Dunque, come fece Contador sul Crostis, meglio cambiare percorso in corsa. C'è da capire chi sia il Bjarneris della giunta comunale, bravo a evitare la patata bollente. Soluzioni, come detto, nada de nada, chiacchiere quelle sì, come un fiume in piena a rischio esondazione. L'idea in certi casi già messa in pratica, portare gli ospiti nelle case ATER, magari quelle nuove confortevoli a costo zero, decisione presa d'ufficio direttamente dalla magistratura friulana. Ma qui mi fermo, campo minato e molto pericoloso. Come diceva il proverbio, sallusti docet Omar te salutat.